Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con Il Sussidiario.tv. È venerdì 5 giugno 2026. Oggi la Camera approva il disegno di legge delega sul nucleare. Salvini rilancia su bollette e competitività. La Roma Latina non si ferma. Il ministro risponde alle opposizioni e conferma la gara. Piano casa, 60.000 alloggi da recuperare e i primi assegni per i genitori separati. Slitta il voucher energia. La Lega spinge sul taglio delle accise. Scuola, Romeo difende il consenso informato per le famiglie. E il Tribunale di Firenze archivia le accuse a Berlusconi e Dell'Utri sulle stragi del 93-94. Restate con noi, il giornale inizia adesso. Nucleare, l'Italia svolta. Bollette e imprese, è la soluzione. La Camera dà il primo via libera al disegno di legge delega sul nucleare. Il testo passa ora al Senato, ma il messaggio politico è già chiaro. Il centrodestra riapre una strada bloccata per anni dai no ideologici. Matteo Salvini mette il tema sul terreno più concreto: bollette, famiglie, imprese, competitività. Il nucleare è l'unico modo per alleggerire e tagliare le bollette delle famiglie e delle imprese, dice il vice premier. Per la Lega, l'atomo di nuova generazione non è una bandiera astratta, ma una scelta di modernità e indipendenza. Mentre mezza Europa usa già questa fonte, l'Italia non può restare ferma. Roma Latina, basta rinvii. Salvini tira dritto. Adesso si fa la Roma Latina non si ferma. Al question time alla Camera, Matteo Salvini risponde ad Alleanza Verdi e Sinistra e chiarisce che il Ministero non intende annullare la procedura per il corridoio intermodale. No, non intendiamo assolutamente annullare la gara, dice il Ministro. Una frase netta che fotografa lo scontro. Da una parte chi prova a bloccare le opere, dall'altra chi vuole infrastrutture, sicurezza e sviluppo. Salvini ricorda che il collegamento è strategico per il Lazio, per l'Agropontino e per migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano per lavoro. L'indirizzo politico è chiaro: basta rinvii, basta occasioni mancate. Casa, prima chi paga. Alloggi e famiglie, regole chiare. Piano casa, alloggi popolari e genitori separati. Alla Camera, Salvini annuncia il lavoro del Ministero per rimettere sul mercato, entro un anno, 60.000 alloggi popolari oggi inutilizzati. Non nuove promesse, ma case da recuperare e restituire a chi ne ha davvero bisogno. Il Ministro indica Salvini annuncia il lavoro del Ministero per rimettere sul mercato, entro un anno, 60.000 alloggi popolari oggi inutilizzati. Non nuove promesse, ma case da recuperare e restituire a chi ne ha davvero bisogno. Il Ministro indica un criterio preciso: aiutare chi vive da più tempo in Italia, chi ha pagato le tasse e ha contribuito a finanziare quelle case. Poi il passaggio sociale. Primi 5.000 assegni per l'affitto ai genitori separati che perdono l'alloggio dopo separazione o divorzio, per restituire dignità e permettere di vedere i figli nel fine settimana. Accise, la linea della Lega. No alla logica dei bonus. Slitta il voucher energia, dopo il no della Lega. Il punto non è solo tecnico, ma bonus troppo selettivo. Rischia di non aiutare il ceto medio e chi ogni giorno usa l'auto per andare al lavoro. Per questo il Carroccio spinge su una strada più diretta: proseguire con il taglio delle accise, utilizzando l'extragettito IVA sui carburanti. Meno burocrazia, meno misure complicate, più sostegno a famiglie, automobilisti, pendolari e imprese. Il ministro Giorgetti invita alla prudenza, ma la direzione resta quella indicata dalla Lega: aiutare chi produce, chi si muove, chi tiene in piedi il paese reale. Scuola, i genitori contano.
Consenso informato è legge. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, difende la nuova legge che mette i genitori al centro nelle attività extracurriculari legate alla sessualità e all'affettività. Il punto, spiega Romeo, non è negare l'educazione al rispetto, è che le famiglie devono sapere che cosa viene proposto ai figli. Informare i genitori è fondamentale, dice, e aggiunge che la sinistra troppe volte utilizza la scuola per plasmare le coscienze dei giovani. La linea della Lega è chiara: trasparenza, responsabilità, alleanza tra scuola e famiglia. Stragi, accuse infondate. Berlusconi dell'Utri sono innocenti. Il Tribunale di Firenze archivia le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993-94. Secondo il provvedimento, non emergono elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra, Berlusconi e Dell'Utri. È una notizia che pesa, perché arriva dopo decenni di sospetti e delegittimazione politica. Marina Berlusconi parla di un teorema costruito non con il cemento delle prove, ma con il fango del pregiudizio ideologico. Il centrodestra torna a chiedere garantismo e rispetto della verità processuale. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Nucleare. Ora costruire. Giovani e imprese favorevoli. Dopo il via libera della Camera al disegno di legge delega, il punto non è più solo dire sì all'atomo, è passare dalle intenzioni ai cantieri. Lo scrive Marco Ricotti sul sussidiario.net. Il primo mattone è stato posato, ma la strada resta lunga. Il testo va al Senato e serviranno i decreti attuativi, che Ricotti definisce le vere gambe della legge. Il tema si collega alla linea di Salvini. Nucleare come risposta strutturale al caro energia, bollette più leggere e meno dipendenza dall'estero. Serviranno una nuova autorità di sicurezza, la scelta dei siti, il deposito nazionale e una comunicazione seria con i cittadini. La novità è che anche tra giovani e imprese cresce l'idea di guardare al nucleare dentro un mix energetico realistico. Ora bisogna fare. Scuola, la famiglia, educa con senso e libertà su affettività. Chi educa i ragazzi? La scuola ha un ruolo decisivo, ma non può sostituire la famiglia. Domenico Fabio Tallarico, sul sussidiario.net, ricorda che dal prossimo anno scolastico gli studenti minorenni non potranno partecipare a progetti di educazione affettiva e sessuale senza il consenso esplicito dei genitori e senza il passaggio negli organi collegiali. Non è una guerra contro l'educazione al rispetto, è una battaglia per la trasparenza. Tallarico richiama una formula chiara: la famiglia è il primo luogo educativo e la Costituzione affida ai genitori il diritto e il dovere di educare i figli. Il messaggio diventa concreto: meno ideologia, più responsabilità e al centro il bene degli studenti. E con questo anche l'ultima edizione di questa settimana del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv finisce qui. Grazie per averci seguito, non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento a lunedì prossimo, sempre su queste frequenze. A presto! Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il